ripresa le sfide del Veneto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, gli obiettivi del governatore Zaia in collegamento con Antena 3. Il vaccino serve, la pandemia non è finita e continuerà a ondate, ma si può controllare, così il virologo Fabrizio Pregliasco, che poi smonta la tesi Novax lontane dalla scienza. Meno di un mese ormai all'inizio del nuovo anno scolastico, è il punto del dirigente regionale Carmela Palumbo, che lancia l'appello per arrivare al maggior numero di vaccini per gli adolescenti. Per la CGIL le prossime settimane cruciali sul fronte dell'organizzazione del lavoro con il nodo Green Pass e tamponi. Resta il problema della carenza di materie prime che impatta sulle aziende. Ritroviamo il senso di comunità, superiamo le divisioni e lavoriamo per rilanciare Treviso. Da Cassugara all'augurio del sindaco Mario Conte e il cammino dei prossimi mesi. Proprio a Treviso potrebbero arrivare 40 milioni dal Recovery Fund per i progetti del capoluogo, mobilità e sostenibilità ambientale e gli obiettivi del piano per la città. A Silea 2 nuovi murales ridanno luce a un sottopasso sulla Restera, altrimenti a rischio degrado. Gli artisti di Antropica in campo. Telespettatori di Antena 3, bentrovati a tutti voi con il telegiornale di Treviso. Buon Ferragosto, lo avete sentito dai titoli e lo ringraziamo per essere qui con noi il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi e buon Ferragosto a tutti. Allora Presidente, apriamo con lei perché siamo davvero a metà agosto ed è solitamente una data in cui si tracciano un po' il bilancio di quello che c'è stato finora durante l'anno, ma soprattutto si guarda a quello che ci aspetta nelle prossime settimane, che saranno cruciali perché ci avviciniamo a settembre, la ripresa dell'attività alla scuola, e anche nei prossimi mesi. Se il 2020 è stato l'anno del virus, il 2021 è l'anno del vaccino. Allora partiamo proprio dai vaccini per capire lo stato dell'arte e cosa ci aspetta nelle prossime settimane. Ma guardi, noi stiamo andando avanti con la vaccinazione, abbiamo ormai il 75% dei veneti che ha intrapreso il suo percorso di ciclo vaccinale e quindi con un percorso di vaccinazione che ha avuto 2 dosi o almeno una dose. Contiamo dalle proiezioni di chiudere a ottobre con circa l'80-81% di veneti vaccinati. Devo dire che in queste ore l'accesso diretto dei giovani dai 12 ai 25 anni, ricordo che è sempre volontaria la vaccinazione, ci permette di dire che abbiamo avuto degli accessi, quindi daremo anche i dati peraltro domani, lunedì, in occasione della conferenza stampa delle 12:30, i dati degli accessi avuti appunto per i ragazzi dai 12 ai 25 anni. In generale ricordo che oggi i dati ci dicono che i ricoverati, la gran parte, se non la quasi totalità come nelle terapie intensive, sono rappresentati da persone non vaccinate. La vaccinazione è libera, questo è poco ma sicuro, quindi è volontaria, però è innegabile che se oggi non ci fossero stati quasi 6 milioni di dosi inoculate in Veneto e il 75% dei veneti non avessero deciso di vaccinarsi, non staremmo qui a parlare di un Veneto che sta facendo, diciamo, fatturato con il turismo più del 2019, di un Veneto sostanzialmente tutto aperto, tranne purtroppo ancora qualche attività che viene chiusa per legge, e quindi la vaccinazione funziona anche per la messa in sicurezza dei nostri anziani, che è stata strategica. Campeggia dietro di lei The Land of Venice, insomma quello che è il motto del turismo in Veneto, della prima industria in Veneto, della prima attività. Allora il turismo sta rispondendo comunque, si sta rialzando? Sì, guardi, gli albergatori, parlo soprattutto del mare, mi dicono che insomma, i valori sono anche più alti di quelli del 2019. Diciamo che la proiezione è buona, ovviamente se veniamo fuori da questo incubo, da questa pandemia, il mondo inizia a decollare, a volare, anche se la ripresa comunque è evidente, ne usciamo definitivamente. Abbiamo PIL da recuperare, abbiamo economia da recuperare, fatturati da recuperare. Però insomma bisogna anche guardare con un minimo di positività al futuro e pensare che insomma il peggio dovremmo esserselo lasciato alle spalle. Allora, il punto cruciale delle prossime settimane e fra meno di un mese è la scuola. Lei come vede il ritorno a scuola? Ma guardi, io lo vedo che lo dobbiamo fare in presenza, siamo già pronti per un progetto con le scuole sentinella, con i tamponi salivari, per tenere monitorato il livello di circolazione del virus, ma immagino insomma che, visti i dati, guardi, i dati in questo momento ci dicono che più o meno abbiamo 600 positivi al giorno, abbiamo 200 persone stabilmente
in ospedale, che più o meno sono 170 persone in area non critica e una trentina in terapia intensiva, quindi con 600 persone al giorno in un'altra ondata, quelle passate che abbiamo visto, senza i vaccini avremmo già avuto gli ospedali strapieni. Questa è la dimostrazione, insomma, che possiamo pensare a un autunno, io spero, senza grossi problemi, gestibili, e quindi venirne fuori e fare in modo che le scuole siano aperte in presenza. L'altro capitolo, le aziende. Non c'è ancora una norma che parli di Green Pass nelle aziende, ma se ne sta discutendo. Anche questo è un nodo da affrontare nelle prossime settimane. Ma guardi, questo è segno dei tempi, sarà un nodo che affronteranno le parti datoriali, quindi i datori di lavoro assieme ai rappresentanti dei lavoratori. Ovvio che il Green Pass determina un grande spartiacque. Se avessimo la possibilità di avere dei test, diciamo, a prezzi contingentati, 1-2 euro, e pensassimo che lasciassimo la facoltà, perché anche siamo sempre in Italia, quindi ne viene fuori che se dici ste robe, apriti cielo, alle aziende magari di poter fare delle campagne di test 1 volta, 2 volte alla settimana, e magari sarebbe molto più affrontabile il sistema, no? Anche a tutela di chi magari ancora non ha voluto vaccinarsi o ha deciso di non vaccinarsi. Però il vero tema è uno solo, che i costi di oggi dei test sono ancora, diciamo, elevati per fare, diciamo, delle verifiche su vasta scala. C'è qualcosa che in queste settimane, in questi mesi le ha dato particolarmente fastidio? Guardi, io sono tollerante rispetto alle idee di tutti. La vaccinazione è volontaria, per cui figuriamoci, se una persona non vuole vaccinarsi deve essere rispettata. Però non condivido tutta l'aggressività che c'è nei confronti di coloro che si sono vaccinati, di chi magari come me o altri amministratori è chiamato a organizzare le vaccinazioni. È inconcepibile e incomprensibile, soprattutto davanti a un contesto nel quale è dimostrato che la vaccinazione ha portato il beneficio di poter riaprire e di avere assolutamente delle soluzioni. Leggere o sentir dire che sono state ammazzate le persone in ospedale per futili interessi, che registrare tanti morti Covid è servito per prendere i contributi o altre, me lo lasci, delle puttanate del genere, dà anche una dimensione con chi abbiamo a che fare. Cosa chiede ai veneti per le prossime settimane e i prossimi mesi? Uno sforzo in più finale per uscire da questo tunnel? I veneti sono eccezionali, nel senso che i veneti che si sono vaccinati, anche quelli che non si sono vaccinati, io non vedo veneti vaccinati e non vaccinati, vedo veneti. Penso che siamo finiti dentro al frullatore, abbiamo vissuto per 18 mesi, ormai sono 18 mesi, dal 21 febbraio 2020 un incubo, e questo incubo sta per finire e poi, come dico sempre io, pancia a terra, ne veniamo fuori e torneremo a quelli di prima. Insomma, penso che già abbiamo iniziato ad assaporare questa ripresa. Adesso si tratta di fare ancora comunità, di fare in modo che questa diatriba, questo dibattito tra chi ha il vaccino, chi non ce l'ha, chi ci crede al vaccino, chi non ci crede, non diventi una lotta, una fratricida tra veneti, perché non serve a nulla. Le faccio l'ultima domanda. Tra le tante cose che il Covid ha rallentato, ha ostacolato giocoforza, perché si era tutti quanti impegnati nella lotta alla pandemia, c'è anche l'autonomia. Il nostro counter ogni giorno conteggia i giorni che mancano dal referendum. E allora, come la vede questa partita? Guardi, intanto è stato impossibile trattare di autonomia durante il Covid. Queste trattative diciamo fantasiose che qualcuno ipotizzava le lascio a questi che sono abituati sempre a fare i direttori tecnici della nazionale stando seduti sugli spalti e non a bordo campo. Durante il Covid è stato tecnicamente impossibile parlare di altro in questo paese se non di Covid. Noi stiamo andando avanti ovviamente con la trattativa, insomma non nego che abbia ripreso a lavorare con il tavolo nazionale, e io la bacchetta magica non ce l'ho, però comunque sono quello che ci ha creduto, sono riuscito a portare i veneti a un referendum. Oggi questo paese parla di autonomia, il Presidente della Repubblica parla di autonomia, i governi parlano di autonomia. Guardi, io non le so dire i tempi, ma di certo sono arci sicuro che arriverà questa autonomia, anche perché finché ci sarò io non mollo su questo fronte, e poi spero che comunque si continui a credere che questa è l'unica via di uscita come senso di responsabilità, come lotta agli sprechi a un paese che comunque non gira bene, perché molte parti del nostro paese comunque oggettivamente creano difficoltà non poche nella gestione amministrativa e anche nell'economia. Peraltro lei, chiudo, ha sempre detto o con questo o con un altro governo si farà, insomma la porta è stata sfondata, è questo il concetto?
Sì, guardi, bisogna lavorare come abbiamo dimostrato con il Covid, con le infrastrutture. Si ricorda la Pedemontana, quanti dicevano lì appollaiati, Zaia non la farà, lì i cantieri sono saltati. Alla fine annuncio che a fine anno l'apriremo tutta, lo annuncio qui in diretta ad Antenna 3, l'apriremo tutta, quindi arriveremo a Stresiano e arriveremo a Montecchio. Queste sono, e noi rispondiamo con i fatti a quelli che chiacchierano per niente, lo si può dire. Però mi lasci fare gli auguri di buon Ferragosto a tutti. Spero che sia stata e sia ancora una giornata per stare in famiglia, per stare con gli amici. Un pensiero particolare alle persone che magari non godono di perfetta salute, il mio pensiero a tutti coloro che vivono difficoltà quotidiane, perché non è solo una giornata di festa. E quindi la mia vicinanza a tutti, la vicinanza anche alle famiglie che hanno perso i loro cari, come il caso di Eliodoro, ma di tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, soprattutto in questo ultimo periodo. Quindi buon Ferragosto a tutti. Grazie anche a lei Presidente, grazie, buon lavoro, allora ci vedremo al punto stampa come sempre in diretta, grazie davvero. Allora noi continuiamo, abbiamo parlato con il Presidente Zaia anche di scuola, allora vediamo il punto della situazione a meno di un mese dall'inizio delle lezioni secondo il calendario, il punto della situazione con il dirigente scolastico regionale Carmela Palumbo. Penso che noi siamo ampiamente intorno al 90% del personale della scuola, e quindi diciamo la copertura sul fronte del personale c'è. Discorso diverso riguarda ovviamente gli studenti. Entro l'8 settembre, secondo i dati del portale Veneto, i giovani vaccinati tra i 12 e i 19 anni saranno almeno 1 su 2. A poco meno di un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Carmela Palumbo, conferma il rinnovo di tutte le misure anticontagio previste per lo scorso anno, dal gel igienizzante alla mascherina, al metro di distanza tra gli alunni e i 2 metri durante le lezioni di educazione fisica, ingressi scaglionati dei ragazzi. Rinnova però anche il suo appello alle famiglie a mettere in sicurezza la scuola, vaccinando i ragazzi. Quanto più gli studenti saranno protetti, tanto meno si rischierà di ritornare in DAD. Abbiamo visto gli esiti delle prove invalsi, sappiamo che la scuola da remoto è stata molto faticosa per tutti e ha pesantemente inciso sugli apprendimenti. Allora, quando parliamo di apprendimenti, parliamo di qualche cosa che esplicherà i suoi effetti, i suoi risultati su tutta la vita della persona. Quindi sul futuro, sulle future scelte di studio ulteriori, sulle future scelte lavorative e fondamentalmente sulla realizzazione della persona. Quindi io alle famiglie farei appello soprattutto a questo sguardo lungo da avere sull'investimento che si fa sulla formazione dei propri figli. È confermata la data del 13 settembre per l'avvio del nuovo anno scolastico. Per gli studenti del primo ciclo restano confermate le misure di sicurezza anticontagio già applicate e sperimentate dalla scuola. I minori di 12 anni che comunque non sono chiamati comunque alla vaccinazione, per cui sostanzialmente la scuola del primo ciclo da questo punto di vista dovrà proseguire con le misure ordinarie avendo gli studenti non vaccinati comunque. Allora ancora a scuola, parliamo anche però degli spazi, le classi a caccia di spazi per evitare le famose classi pollaie. Allora il punto della situazione a livello delle strutture nella provincia di Treviso con il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon. Sentiamo le sue parole. La situazione in provincia di Treviso è una situazione abbastanza positiva, nel senso che siamo riusciti a ricavare molti spazi in più rispetto al 2019, cioè il periodo ante pandemia, e sono spazi che sono stati messi a disposizione della comunità scolastica in modo importante. Non abbiamo risolto tutti i problemi delle scuole perché insomma, è fisicamente impossibile andare a raddoppiare gli spazi. Dico che oggi il piano scuola ci dice che è prevista la presenza al 100%. Laddove non ci siano gli spazi, come ho detto prima, con l'utilizzo della mascherina sarà consentito di andare a scuola tutti in presenza. Stiamo ancora lavorando per dotare i sistemi scolastici della provincia di Treviso di nuovi spazi.
Apro una parentesi, rispetto al mondo scuola questa provincia ha intercettato 78 milioni di euro nel corso dei 4 anni dal 17 al 21 e stiamo cominciando a toccare con mano gli effetti di questa grande ripresa di investimento nel mondo della scuola. Ne abbiamo fatta una nuova a Treviso in via Medaglia d'Oro, che è diventata sede del Besta. Andremo ad intervenire al Da Vinci con 500.000 euro per dotare quegli spazi che oggi utilizza in modo promiscuo con le Einaudi, quindi ci sarà il Da Vinci da solo e le Einaudi da solo, non ci saranno promiscuità. A Vittorio Veneto abbiamo intercettato 9 milioni per il nuovo Città della Vittoria, a Castelfranco ne abbiamo fatta una di nuova, a Pieve di Soligo faremo una scuola nuova, quindi in termini di progettualità e di programmazione abbiamo dato una risposta importante. Alcune le stiamo toccando con mano, alcune sono in corso di lavorazione, altre troveranno concretezza a breve, anche perché vengono finanziati con fondi del PNRR e ha una tempistica ben precisa per la realizzazione, programmazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione dell'opera. Il PNR è molto stringente nelle date, quindi siamo sul pezzo. E credo anche che la dica lunga, poi insomma abbiamo concertato con i dirigenti scolastici e insieme si sono trovate le soluzioni migliori. Andiamo avanti per questa strada con i ragazzi che il mondo della scuola mi sembra debba essere assoggettato al Green Pass e quindi sarà ancora un passo in più verso la sicurezza e il contenimento di potenziali focolai. Torniamo a parlare poi dei Novax, le cui tesi sono smontate dal virologo Fabrizio Pagliasco, che torna a parlare durante la nostra diretta. Sono lontane, dice, le tesi dei Novax dalla scienza e torna anche sulla questione dei tamponi a pagamento. Il vaccino serve, dice, la pandemia non è finita. Attenzione per il rischio della vaccinazione sperimentale, l'inutilità del vaccino, il vaccino che altera il genoma, sono tutte cose che la scienza ovviamente non evidenzia e ci sono ricerche in campo, perché non è che questa tipologia di vaccini è nata in fretta e furia, ma sono 10 anni che si lavora su questa metodologia e si conosce bene tutto il meccanismo d'azione. Passa in rassegna gli argomenti principali del popolo Novax Fabrizio Pagliasco, virologo dell'Università di Milano, per ribadire che la vaccinazione invece è l'unica via d'uscita dal tunnel della pandemia. Vaccinazione tutt'altro che sperimentale e accelerata, dice sempre Pagliasco, grazie a una forte iniezione di liquidità. È stato grazie a una grande quantità di denaro che è stata messa in campo, ma guarda caso, tra l'altro, da due esempi negativi dal punto di vista delle attenzioni alla prevenzione. Mi riferisco a Trump e a Boris Johnson, che pur tralasciando le attenzioni mascherine e quant'altro, hanno comunque capito che c'era bisogno dei vaccini, hanno investito miliardi e hanno reso possibile quindi l'industrializzazione. Ma gli argomenti a favore del vaccino sono anche altri e riguardano i costi per la collettività nei giorni in cui la stessa Regione del Veneto ha introdotto i tamponi a pagamento per motivi personali, di viaggio e di lavoro. Il test costa 15-20 euro di materiale proprio in laboratorio, soprattutto il test molecolare, e rifarlo ogni 24-48 ore è impossibile dal punto di vista operativo e non avrebbe senso e con costi veramente insostenibili per lo Stato, mentre invece la vaccinazione ovviamente costa meno, no? L'acquisto, l'esecuzione del vaccino, eventuali controlli. Questione di costi e di prospettive anche nel medio termine. Io penso che la pandemia andrà avanti con tante onde, no? Forse quella attuale sta arrivando un po' al picco, ma in settembre-ottobre ovviamente le scuole, le condizioni meteo ci riproporranno un'altra onda, un po' come un sasso nello stagno che arriverà, no, solo a distanza a ridursi, ma non ad azzerarsi. Speriamo di riuscire a trovare quella chiave di lettura e di evidenza che la scienza ci dà, ma non sempre condivisa. Queste le parole del virologo. Torniamo a parlare di quello che ci aspetta nelle prossime settimane, la pandemia, il lavoro, la scuola e anche le case di riposo. La CGIL traccia il percorso da qui verso settembre. Sentiamolo, le parole del segretario generale della CGIL di Treviso, Mauro Visentini, e anche di Paolino Barbiero, sempre della CGIL.
Noi ci auguriamo che anche attraverso la vaccinazione si possa ripartire un po' più in tranquillità rispetto a quanto è successo l'anno scorso. I dati ci fanno pensare che tutto è possibile se ognuno di noi fa la propria parte, ovviamente, e la ripresa è una ripresa che potrebbe essere interessante. Abbiamo l'incognita appunto della questione degli approvvigionamenti e dei costi che stanno lievitando per quanto riguarda il manufatturiero. Oltre al confronto con i comuni che sono al voto, noi abbiamo predisposto delle richieste che invieremo nei prossimi giorni all'ULSS per la riorganizzazione di tutte le strutture presenti nel territorio, anche sulla base delle molte risorse che arriveranno dal piano nazionale di resilienza. E la stessa cosa la stiamo facendo anche con le case di riposo per capire qual è la prospettiva futura delle case di riposo, perché indubbiamente la pandemia ci deve interrogare sulle soluzioni diverse da quelle che si pensavano di fare rispetto al passato. Non solo controlli anti-Covid, controlli anche sulle strade e controlli antidroga, l'impegno delle forze dell'ordine. Sì, prego, mi dica qual è l'emergenza? Controlli potenziati sulle strade nei giorni di Ferragosto da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri, decine le chiamate al 112. Nei giorni clou del 14 e 15 agosto i Carabinieri hanno intensificato i lavori soprattutto lungo la strada del mare. Le direttrici per i luoghi di divertimento con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti acquistate e vendute soprattutto dai giovanissimi. È una delle priorità dei Carabinieri di Treviso in collaborazione con le altre forze di polizia e soprattutto in questo periodo dove sono più frequenti le occasioni di aggregazione tra persone, in particolar modo tra giovani. I controlli nelle piazze anche per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. L'invito è a continuare a fare riferimento al 112 per segnalare disagi anche su strada. Tutti i controlli sono avvenuti in collaborazione con le altre forze di polizia. In tutta la settimana del Ferragosto e anche nei giorni residui del mese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, in collaborazione con le altre forze di polizia, sono stati presenti in quelle aree della provincia che sono maggiormente frequentate dai nostri concittadini e sulle arterie stradali maggiormente trafficate. L'invito è quello di segnalare al 112 ogni situazione di pericolo ma anche di disagio, in maniera tale da garantire il pronto intervento delle nostre pattuglie. Ferragosto ma anche festa dell'Assunzione in Cielo di Maria, che ha un significato particolare per i trevigiani che ogni anno portano attraverso il sindaco un cero alla Vergine a Madonna Granda per chiederle di continuare a vegliare sulla città. E proprio Mario Conte ci ha spiegato che significato ha quel simbolo in questo anno davvero particolare. Sentiamolo. Rispetto all'anno scorso però stiamo affrontando questo periodo particolarmente complicato ma con la soluzione che si chiama vaccino. Lo stiamo facendo tra mille difficoltà, tra mille anche divergenze di pensiero che deve essere rispettato e deve essere ascoltato da parte di tutti, però lo stiamo facendo e soprattutto stiamo guardando al futuro con ottimismo. Quest'anno il cero portato alla Madonna Granda ha proprio questo significato di chiedere un aiuto perché la nostra comunità esca definitivamente da questo incubo chiamato pandemia, lo faccia con spirito di solidarietà, tendendo la mano l'un l'altro e soprattutto stando vicini agli ultimi che stanno davvero tanto soffrendo. Il mio pensiero va ai giovani che a settembre devono obbligatoriamente riprendere il loro percorso didattico in presenza, agli anziani che hanno vissuto per l'ennesima volta il problema della solitudine amplificato dal distanziamento sociale. Insomma, vorrei che la nostra comunità si lasciasse alle spalle questi 2 anni ormai terribili e potesse guardare al futuro con speranza, con ottimismo, con solidarietà, cercando di ricavare e di trarre del buono da quanto è successo e proprio questo spirito di comunità che ci ha caratterizzato, perché nelle difficoltà devo dire comunque che la comunità trevigiana è stata straordinaria nel tendere la mano l'un l'altra. Ovvio che abbiamo vissuto anche attimi di tensione, di arrabbiatura, di incomprensioni tra istituzioni dove i cittadini facevano difficoltà a capire le scelte e il perché delle scelte da parte delle istituzioni, però soprattutto a livello locale abbiamo lavorato
per tutelare la salute dei nostri cittadini, tenendo conto delle esigenze economiche del nostro territorio e non dimenticandoci degli aspetti psicologici e morali della nostra comunità. Quindi insomma un cielo di speranza quest'anno alla Madonna Grande, e sono convinto che ci ascolterà e ci aiuterà per guardare al futuro davvero con ottimismo. Senta Sindaco, poi è anche un'estate in cui avete tentato di rilanciare il turismo in città, le presenze, come sta andando? Sì, sta andando bene perché ovviamente partiamo dallo zero quando la pandemia ci ha azzerato le prenotazioni, e devo dire che dal lunedì alla domenica vedere comunque tanti turisti con la cartina geografica, con la macchina fotografica, sentir parlare lingue straniere ci incoraggia e soprattutto ci dà speranza per il futuro. Stiamo investendo tanto. La cosa che riconosco, e ringrazio la mia squadra, dagli assessori ai consiglieri comunali, è che in questi 2 anni di pandemia abbiamo trasformato la città in un cantiere, riqualificando le periferie e progettando quello che sarà una ripartenza sicura per la nostra città, all'insegna della cultura, del turismo, della storia e di tutti quegli aspetti che da sempre hanno reso grande la nostra città, compreso lo sport, perché tanti saranno gli eventi sportivi che caratterizzeranno la ripartenza della nostra città, compreso il fatto che saremo città europea dello sport proprio nel 2022. Quindi non ci resta che continuare a comportarci in modo responsabile, perché le basi per il futuro sono state gettate, sono basi solide che vedranno Treviso ripartire al più presto. Uno sforzo importante lo stanno facendo anche le attività economiche, anche su questo fronte si vedono dei segnali positivi di ripresa. Sì, io parlo quotidianamente con le partite IVA, con i ristoratori, con gli imprenditori, con i commercianti, e ovviamente manifestano stanchezza perché hanno dovuto superare delle difficoltà davvero enormi e inaspettate, però lo fanno con grande professionalità, con cuore, con grande rispetto nei confronti della città e dei loro lavoratori, e lo fanno soprattutto scommettendo sulla città di Treviso e sul futuro, quindi non sono stanchi di investire, continuano a farlo, e quindi i segnali di ripresa anche economica ci sono, ma sono anche convinto che sono segnali che daranno un risultato a lungo termine. Non sarà un fuoco di paglia, non sarà l'effetto pendolo che dopo un periodo di restrizione ci porta alla grande abbondanza per poi riequilibrarsi al centro, ma sarà una crescita che vedrà Treviso protagonista nei prossimi anni. Segnali concreti anche arrivano dal Recovery Fund, potrebbero arrivare 40 milioni di euro per il capoluogo. Come potrebbero essere utilizzati? Lo vediamo nel prossimo servizio. Finalmente sono arrivati i decreti attuativi del recovery e siamo pronti quindi ad agire. A questo punto ne stiamo valutando quali sono le opere principali su cui far calare i fondi, e sarà sicuramente un grande lavoro che ci vedrà impegnati nella seconda parte dell'anno. La fase ora è quella della pianificazione. A mancare fino ad oggi erano stati i decreti attuativi che consentivano di tradurre in azioni concrete le strategie del PNRR. Tra le priorità già definite dall'assessore Manera, divenuto anche assessore al recovery, incrementare la mobilità sostenibile e mettere in sicurezza anche dal punto di vista energetico gli immobili pubblici come le scuole. L'ambiente ormai ce l'ha dimostrato che non possiamo stare fermi, la qualità dell'area a Treviso è sempre stata uno dei punti dolenti, pur essendo in fase migliorativa, e quindi lì agiremo. Secondo le stime circa 40 milioni di euro potranno arrivare ai comuni delle dimensioni del comune di Treviso, però questo non è ancora chiaro perché non siamo sicuri di quali saranno le opere primarie che lo Stato avocherà a sé. Treviso è stato premiato dalla Commissione europea come uno dei 5 comuni più sostenibili d'Europa. Tutto il parco mezzi pubblici è già stato convertito con mezzi ibridi, ma molto c'è ancora da fare per favorire la mobilità sulle 2 ruote, con piste collegate e a lunga percorrenza. Non è semplice chiaramente perché è sempre un'opera pubblica e pur avendo una finalità ambientale richiede i tempi delle opere pubbliche, quindi legare. I lavori pubblici stanno lavorando molto bene, come anche la mobilità, e quindi noi siamo fiduciosi. Adesso a Silea con 2 nuovi murales che ridanno luce a un sottopasso sulla Restera, altrimenti a rischio degrado. Noi artisti abbiamo la responsabilità, ma non solo di diventare un spazio più bello, e anche di trasmettere un messaggio educativo culturale per la gente del posto.
Ed è un compito ancora più significativo se il luogo da valorizzare si trova immerso nella restiera lungo il Sile. Gli artisti di Antropica hanno ridato colore al sottopasso di via Cendon, che collega il centro di Silea con Cendon e Sant'Elena. 2 murales da 120 metri quadrati, esempio di riqualificazione urbana. Tema, non a caso, l'ambiente. Un bambino che raccoglie i rifiuti gettati nel fiume e una carrellata di elementi ispirati alla natura. Ben felice di aver reso grigio, tutto colorato, tutto vivace. Allora speriamo adesso con questa ennesima opera di Antropica di aver dato un po' di luce, un po' di gioia a chi passa qui tra Cendone e Silea. Già da 5 anni Silea collabora con Antropica per valorizzare angoli del comune che hanno bisogno di essere rivitalizzati. Vogliamo mettere a disposizione l'arte di tutti i cittadini di Silea, creando bellezza anche nei luoghi più grigi magari e meno gradevoli, proprio perché sono funzionali. Anche oggi abbiamo un bellissimo esempio appunto di arte contemporanea che appunto ha proprio lo scopo di rendere fruibile quello che è il bello a tutti. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale di Treviso. Vi ricordo domani dalle 12 come sempre la nostra diretta, l'edizione straordinaria. Alle 12.30 ci sarà, come ha detto il Presidente Zaia in collegamento prima, il punto stampa da Marghera. Vi lascio al meteo, arrivederci. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Benvenuti al meteo. Le previsioni per lunedì 16 agosto. Primi cedimenti dell'ondata di calore sul Veneto. Lunedì, specie dalle ore centrali, saranno probabili precipitazioni sparse sulle zone montane e in misura minore su quelle pedemontane, a prevalente carattere di rovescio e temporale. I fenomeni dovrebbero poi estendersi anche alla pianura, a partire dalla serata. In montagna avremo un contenuto calo delle temperature massime, mentre in pianura potranno ancora persistere condizioni di caldo afoso e probabilmente dovremo aspettare martedì per un po' di refrigerio. Temperature comprese tra 22 e 33 gradi. La situazione in Friuli Venezia Giulia. Primi cedimenti dell'alta pressione anche sul Friuli Venezia Giulia. Su pianura e costa il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso, con addensamenti verso sera sulle zone montane e prime precipitazioni. Ancora caldo sulla pianura e costa. Le temperature minime saranno comprese tra 21 e 28 gradi, le massime tra 31 e 36 gradi. La situazione in Trentino Alto Adige. Lunedì condizioni di instabilità. In giornata si formeranno temporali abbastanza diffusi con calo dei valori termici. Temperature minime tra 12 e 20 gradi, le massime tra 23 e 28. Dal meteo è tutto. Arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.